Ultimo giorno qua a Rovigo, ritorniamo sempre a Rovigo con piacere. Professor Maggi. Allora, nel giornale di ieri c'era scritto che... Allora, no, faccio una premessa. Io 2 domeniche fa sono venuto a Rovigo, centro commerciale strapieno, stracolmo, centro storico assolutamente vuoto. Veramente era preoccupante da quanta poca gente ci fosse. Era spiacevole, vero? Era spiacevole. Poi io che ho vissuto anche gli anni d'oro di Rovigo, quando si veniva con la famiglia, con i bambini piccoli, eccetera, era veramente un piacere. Adesso il centro storico è decisamente svuotato. Non so in motivazioni altre, però leggendo sul giornale di ieri il sindaco Gaffeo propone di chiudere il centro storico. Adesso ti chiedo, perché vorrebbe chiuderlo, oppure se si chiudesse ulteriormente non è che si creerebbero ancora più problemi per quanto riguarda la vasca, il passeggio nel centro storico? Ma il sindaco reagisce così male al fatto che per 10 giorni di seguito si sono superati i limiti delle PM10 e quindi deve fare dei provvedimenti. Tra l'altro qui apro una parentesi, mi permetto di spiegare perché, sapendo che la chiusura delle auto nel centro storico non incide per nulla sull'abbattimento dei poveri sottili, perché le amministrazioni lo fanno? Lo sai perché lo fanno? Lo fanno perché se l'amministrazione non facesse nulla, sapendo che quello che fanno serve a nulla, sarebbe inquisita dalla magistratura. Sì, quindi Sì, la ragione riposa in 25 anni, 25-30 anni fa, quando divenne obbligatoria questa norma, cominciarono a fioccare gli avvisi di garanzia agli assessori e ai sindaci. Allora questi giustamente è meglio perché la domanda era: voi cosa avete fatto? Quindi uno può dimostrare che ha fatto qualche cosa, quel qualche cosa purtroppo non serve a niente. Chiusa questa parentesi, ha reagito secondo me di pancia al fatto che per 10 giorni le centraline hanno visto superare questo. Il nostro è un centro storico così piccolo e così ridotto che pensare di chiudere tutta la città è onestamente una dimostrazione di scarsezza di buonsenso, se non una risposta ideologica che sempre le amministrazioni di sinistra fanno quando aumenta questa roba, dicono chiudiamo perché sembra che quasi il loro leitmotiv sia vietiamo qualche cosa. Qualcosa bisogna vietare. Dici che è una caratteristica della sinistra? Questo sì. Vietiamo qualche cosa, non di tutta, ci mancherebbe altro, ma intanto vietiamo qualche cosa. Però anche il problema dei parcheggi, una parte della destra vuole sempre vietare qualche cosa. Il problema dei parcheggi che dicevi che si poteva risolvere, visto che c'è un grossissimo parcheggio, diciamo, verso nord-ovest. Diciamo che da dove si proviene. Provenendo dall'Endinara c'è il grande parcheggio nei pressi del multipiano. Sì. Ci vorrebbe un parcheggino di qualche centinaio per chi proviene da Adria, infatti uno arriva sì, c'è quello di fronte alla questura, ma dovrebbe essere razionalizzato, e poi da coloro che arrivano da Ferrara, coloro che arrivano da Ferrara, quindi da sud, stabilite 3, anzi a questo punto 2 parcheggi. Il problema della città è risolto perché 2 passi a piedi sono banali. Potrebbero anche aiutare i vari negozi che stanno chiudendo, eccetera, eccetera. Come si può dire, l'attraversamento del Corso del Popolo dall'inizio alla fine sono, con un'andatura normale, dai 6 agli 8 minuti a piedi. Non diciamo che Rovigo non si possono fare 6 minuti, insomma. E poi secondo me aiuterebbe anche a far flusso di persone anche per i negozi che stanno chiudendo in maniera esponenziale in tutto il mondo, in tutta Italia. Diciamo che questo è il grande problema di Rovigo, perché l'animazione del centro è notevolmente diminuita. È capitata una cosa, ne abbiamo già parlato in uno sprizzetto poco tempo fa, l'apertura dell'università in centro, proprio in centro, sì, a Palazzo Angeli, è avvenuta, e quindi in quella parte della città si vede già una certa vivacità. Bisognerebbe incrementare le iniziative di natura
culturale e anche le iniziative di natura politica o amministrativa, perché il centro deve avere dei punti di attrazione. Se non ha punti Sì, è di vero. attrazione, Anche perché poi quando ci sono i punti di attrazione, le varie sagre e altre cose, si rianima. Cioè, bravissimo, il vero problema è questo, quindi un appello all'amministrazione perché pensi a e come poi un vero problema attrarre. in generale è che tanti negozi stanno chiudendo, ma questo ne Sì, parliamo questo ne parliamo la prossima la volta. prossima volta. Professor Maggi, Settimana finita, è stato sempre un piacere, il piacere parlare è mio, con... e poi lei ci raggiunge, lei viene, come perché- posso dire, a civilizzare Rovigo? o viceversa. No. Viceversa. Grazie a tutti voi. Civilization.